Emanuele Gianfrido, nuovo appuntamento con la via degli aromi. Oggi a casa di Adoros si parlerà degli aromi in cucina con l'intervento di Fabio Culotta, esperto in cucina naturale e valorizzazione del territorio. A seguire Non so cookie. Sì, oggi è un grande appuntamento, finalmente siamo al terzo appuntamento, è una cosa simpatica viverlo in questo luogo meraviglioso dove uno ha veramente la capacità di trovare se stesso, di ritrovare anche i vecchi ricordi e ricordare anche che questo luogo meraviglioso ancora oggi conserva quelli che sono alcuni aromi come i capperi, la nibitella, un po' di menta, un po' di rosmarino, quindi tutte cose che in qualche modo quando vengono trasformate da erbe in cibi alimentari ci fanno veramente ricordare qualcosa del passato e pensare che il cibo non è solo qualcosa che mettiamo in bocca, è qualcosa che riguarda appunto la nostra tradizione, anche la nostra cultura. Direi che tutto quello che noi mangiamo è quello che noi siamo e quindi in questo luogo meraviglioso ci saranno molti ricordi, che ognuno ritornerà ai suoi vecchi ricordi probabilmente di quando era ancora bambino. Siamo al terzo appuntamento, il quarto sarà ad agosto. Ecco, possiamo fare già un piccolo congiuntivo di questi tre appuntamenti? Direi di sì, siamo molto soddisfatti per la presenza della cittadinanza e la qualità delle persone che sono intervenute, oltre alla presenza dell'illustre signor Prefetto che ci ha onorato e ci onorerà anche questa serata. Direi che il prossimo appuntamento è un appuntamento bellissimo perché lo viene fatto appunto nel giardino della chiesa di Agrigento, della cattedrale di Agrigento e sarà anche questo una serata magica perché vedremo l'uso delle erbe negli anni nella medicina e quindi troveremo sempre un riscontro alle cose piccole, alle cose della natura, ma che diventano grandi perché fanno parte della vita di ognuno di noi nella quotidianità. È un progetto particolarmente bello, originale, prevede 5 tappe, questa è la terza tappa che appunto vuole valorizzare l'aspetto appunto delle piante, del benessere, della biodiversità e quindi ha una duplice finalità, quella di far conoscere appunto le varie applicazioni che possono avere queste erbe aromatiche, queste piante, valorizzarne il loro utilizzo. E quindi è una cosa che ha secondo me un valore oltre che bello da sentire, da vedere. Oggi è proprio dedicata alla cucina, quindi è un aspetto ancora più affascinante, ma appunto dà il segno della natura, il tornare alla natura. Voi sapete che noi abbiamo i 4 progetti che sono ispirati ai 4 elementi di Empedocle e l'elemento della terra è uno degli elementi ispiratori di alcuni dei nostri progetti al dossier. Tra l'altro in una location particolare è quella della Valle dei Templi con i prodotti di Adoros che vengono valorizzati proprio nel territorio della valle. Assolutamente sì, devo dire che ancora una volta va anche detto questo, la Valle dei Templi è spettacolare per ovviamente le testimonianze che abbiamo, i templi che sono ogni volta che si vedono sembra la prima volta per l'emozione che suscitano, ma è ancora più importante perché è una valle che ora dà anche i suoi frutti, che è stata valorizzata anche da un punto di vista della coltivazione. Questo posto di Adoros è un posto che, appunto, dove si può gustare proprio il prodotto della terra, coltivato qua, più chilometro zero di questo non ne conosco, e prodotti straordinari cucinati in maniera naturale, anche all'antica direi, buonissimi, quindi è un giusto connubio veramente straordinario. Finalmente possiamo festeggiare oggi il terzo incontro di Agrigento Capitale della Cultura ed l'incontro assolutamente con la Via degli Aromi, un sposalizio possiamo dire culturale, sociale, di integrazione e soprattutto di valorizzazione del bello. Oggi ci troviamo probabilmente nel cuore, no? Della città che non rappresenta solo la Valle dei Templi ma rappresenta la nostra identità legata ai greci. Questa identità legata agli aromi oggi la vogliamo fare vivere proprio continuando questa cultura ai giorni nostri e soprattutto volerla trasferire ai giovani. Nocera Bracco è l'animatore fisso della Via degli Aromi che ogni volta con le sue tante iniziative ci sorprende. Come ci sorprenderai oggi?
La sorpresa è una caratteristica che ci riguarda, fa parte del modo di conoscere le cose. Se non ti sorprendi e ti meravigli, passa la voglia. E noi dobbiamo aumentare nelle persone il desiderio di meravigliarsi, e questa terra, il luogo dove siamo, è un luogo che suscita meraviglie. Di volta in volta incontro molte persone, da chimici a esperti naturopati, a chef, a cultori di erbe medicinali, che riguardano un po' tutti gli aromi. Stasera non lo so, ricorderò mia madre che cucinava cose buonissime e chiederò a Fabio come si fa la pasta con i tenneroni. Fabio Culotta, tu sarai il relatore del terzo appuntamento delle Via dei Romi qui a Casa Teodoros, dove illustrerai anche i prodotti che voi usate per l'accoglienza turistica e enogastronomica che fate solitamente qui alla Valle dei Templi. Esattamente, Casa Teodoros è un po' l'hub enogastronomico ormai del territorio, visto il suo successo regionale e nazionale che sta avendo. Si parlerà di erbe aromatiche, se ne parlerà nell'uso che se ne fa in cucina di queste erbe, ma anche in un aspetto, sotto l'aspetto nutrizionale. Ma se ne parlerà anche sotto l'aspetto turistico, in quanto il cibo ormai come attrattore turistico crea indotto turistico, porta gente, la gente in questo momento che prenota a Casa Barbadoro spesso lo fa perché coniuga l'enogastronomia con l'archeologia e quindi diventa un tutt'uno, un'esperienza. Ormai il cibo è esperienza, quindi bisogna pensarla in questo modo, non più come nutrizione, ma non più come alimento che nutre, ma come esperienza che crea indotto turistico. Presidente, le posso fare una piccola intervista sulla Via degli Aromi? Lei tra l'altro è intervenuto ricordando proprio alcuni ricordi dei sapori dell'infanzia. È vero, è la prima volta che riesco a partecipare a questo percorso, ma è stata l'occasione appunto per ripercorrere delle sensazioni che si intrecciano con i ricordi. Che ne pensa di questa iniziativa del progetto della Via degli Aromi? Assolutamente apprezzabile, perché coglie un aspetto della cultura. La cultura è una sintesi di esperienze, di valori, non solo di nozioni, e quindi da questo punto di vista è un'iniziativa che ha pieno titolo di inserirsi in questa cornice.